Ed eccoci rientrati in diretta su Cusano Italia TV 264 del digitale terrestre con Di Sabato Pomeriggio. E vi ricordo il televoto 342 62 75717 per votare i nostri cantanti. Andiamo anche a vederli così ce li ricordiamo meglio. Con il codice 01 DEP, con il codice 02 Eterna, con il codice 03 Adele e con il codice 04 Metrica. Vi ricordo che sono ammessi solo i messaggi WhatsApp con il codice, anche con il nome se volete, ma è meglio il codice così li individuiamo subito. E da rubrica a rubrica siamo arrivati alla rubrica dei libri, Ius Arte Libri con Antonella Sotira e il suo ospite. Buon pomeriggio, eccoci ritrovati in questo sabato per questo nostro ponte di libri fra uomini e terre di valore. Ecco con noi il magistrato Stefano Amore, magistrato ordinario, attualmente svolge funzioni come assistente di studio alla Corte Costituzionale e quindi la sua veste di curatore di un'opera di grande prestigio e di ritratti del coraggio, lo Stato italiano e i suoi magistrati, un omaggio al diritto alla memoria ai 28 magistrati uccisi. Stefano, quando è nata quest'idea di curare quest'opera corale, perché hanno partecipato tantissimi magistrati? È nato questo libro da una constatazione che non c'era un'opera che li ricordasse tutti. C'erano molte opere che parlavano di singoli magistrati, ma non un'opera che li ricordasse tutti e che poi non avesse un valore solo encomiastico, ma che in qualche modo cercasse di ricostruire un periodo della storia d'Italia particolarmente complicato, perché il primo magistrato ucciso in Italia il 26 gennaio del 1960, l'ultimo ucciso nel 2015, sono 55 anni che per la storia d'Italia sono particolarmente complicati. Il terrorismo, la criminalità organizzata e tutta una serie di vicende che hanno condannato l'Italia anche a non conoscere la propria storia in questi anni. Parliamo sempre di diritto all'oblio, questo invece è il diritto alla memoria. Bisogna ricordare per non dimenticare e soprattutto affinché certi episodi non si ripetano più. Questo libro è anche nella versione inglese, tu l'hai portato non solo in tantissime città italiane, ma soprattutto anche all'estero. Sì, l'idea appunto di farne anche un'edizione in lingua inglese è nata proprio per questa ragione, per far conoscere meglio la storia d'Italia e soprattutto per rappresentare all'estero il nostro paese come paese della legalità, non della criminalità organizzata. Perché noi abbiamo pagato un tributo che in qualche modo, diciamo, ci permette di coniarci senz'altro di questa effigie. Siamo un paese della legalità. Il fatto che poi la criminalità organizzata ci sia stata e ci sia è quella purtroppo, diciamo, è perché continua una battaglia in questo senso, ma il nostro paese non è sicuramente un paese che può e deve essere ricordato all'estero per l'illegalità, è il contrario. Ma un'altra importante iniziativa è quella che ti ha visto arrivare sino a Gerusalemme, quindi al Giardino dei Giusti, anche lì c'è una stele che rende onore e memoria ai nostri magistrati italiani. Sì, questa è un'iniziativa, diciamo, è qualcosa che è nato, diciamo, su uno spunto che ci è stato fornito dal governo israeliano e soprattutto dal KKL. KKL è appunto la Fondazione Nazionale Ebraica ed è la più grande agenzia ecologica del mondo, quindi si occupa di ambiente. Loro hanno colto tutta una serie di aspetti in comune tra le storie dei nostri colleghi assassinati e le figure dei giusti tra le nazioni. E quindi hanno proposto di creare, diciamo, in questo giardino nella foresta di Zorah, che è vicino a Gerusalemme e che è dedicata alla memoria di Chaim Weizmann, che è stato il primo presidente dello Stato di Israele, una stele con i loro nomi incisi, piantumando
28 alberi in loro memoria. Cogliamo l'occasione per augurare pace in questo territorio che ci è caro per tanti motivi, che per noi appunto è Terra Santa, che siamo cristiani cattolici, ma scorrevano le immagini anche di un'altra importante iniziativa che hai promosso e curato tu, il francobollo. Il francobollo che è stato la cerimonia di annullo di questo francobollo è di novembre 2022, a una cerimonia a cui abbiamo partecipato insieme. Ricordiamo anche il presidente della Zecca di Stato, il professor Antonio Palma, prematuramente scomparso, ad entrambi molto caro. Parlaci di questo francobollo molto bello che dovremmo avere tutti per rendere onore al servizio che tanti magistrati, ma anche tante altre membri delle forze dell'ordine rendono al nostro Stato. Allora, il francobollo è stata un'iniziativa importante. Noi avevamo avuto nel passato una serie di missioni per ricordare singoli magistrati. Nel 1980 ne erano stati emessi 5 per ricordare i colleghi, tutti i colleghi uccisi nel 1980, 5 colleghi. È stato l'annus horribilis della magistratura nel 1980. Dopodiché, appunto, qualcuno era stato ricordato, qualcuno no. Quindi mi sono armato di carta e penna, ho scritto una lettera, cosa che è possibile a qualunque cittadino, al Ministro dello Sviluppo Economico dell'epoca, e il Ministro dello Sviluppo Economico ha ritenuto che l'iniziativa che gli proponevo fosse importante, dovuta, necessaria. E quindi è stato emesso questo francobollo che poi ha preso come spunto questa immagine molto bella adottata già dal 2000 dall'Associazione Nazionale Magistrati, l'immagine delle rose spezzate. Sì, ci sono bello. 14 nomi da un lato, 14 nomi dall'altro, sono ricordati tutti i colleghi assassinati. Credo che sia stata un'iniziativa importante che aiuta anche i più giovani a conoscere quantomeno i loro nomi. Ma tu non ti occupi solo di rendere memoria ai tuoi colleghi, sono tante le tue passioni, sei un magistrato brillante, ma soprattutto un appassionato studioso. Ultimamente poi ti occupi anche di tutela ambientale e agroalimentare. Anche su questo tantissime iniziative promosse da te. Come sei arrivato a questa passione per... Non sono arrivato, sono partito, perché in realtà quando ho fatto l'orale in magistratura ero già nel Corpo Forestale dello Stato. All'epoca il Corpo Forestale dello Stato bandì un concorso che si svolse molto velocemente in realtà per dei laureati in giurisprudenza. I laureati in giurisprudenza non esistevano nel ruolo della forestale fino allora e in quegli anni insomma ritennero che fosse opportuno averli. Quindi partecipai a quel concorso, lo vinsi e anche per una questione di prudenza, mentre preparavo il concorso in magistratura, l'orale, ho preso servizio là e per un anno, circa poco meno di un anno, sono stato anche ufficiale del Corpo Forestale dello Stato. Il legame poi è diventato, diciamo, ancora più forte negli anni successivi, anche perché sono un caso unico, nel senso che sono l'unico magistrato italiano che proviene, per così dire, dai ranghi del Corpo Forestale, adesso Carabinieri Forestali. E ancora Forestali. Coordini il gruppo di studio. C'è un osservatorio che è stato creato nel 2007 e che poi appunto il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri ha voluto conservare anche nella trasformazione, nell'incorporazione del Corpo Forestale. Ma parliamo di Stefano l'uomo, non il magistrato. C'è un luogo del cuore che ti è particolarmente caro. Parlaci un po' di questo. Ci dovrebbe essere una foto che rivela più o meno la zona in cui sei cresciuto, in cui è ambientata la tua storia personale. Allora, io abito ancora adesso alle spalle dei mercati traianei, quindi questa, diciamo, è proprio la mia zona. Ma poi sono particolarmente affezionato, diciamo, a quest'area archeologica ai mercati traianei, perché la mia scuola elementare aveva la finestra proprio sui mercati traianei, anzi Palazzo Ceva, dove era ospitata la scuola elementare Principessa Yolanda, è costruito su una parte dei mercati traianei. E quindi, diciamo, anche il fatto, già a 6, 7, 8 anni, in qualche modo di guardare sempre là, ogni tanto di fare passeggiate con la nostra maestra in quella zona, di giocare
a Villa Dobrandini adesso non esistono più, o nei giardinetti che c'erano a Via Alessandrina e che adesso sono stati sostituiti, diciamo, dagli ulteriori scavi che sono stati realizzati, mi lega molto a quella zona e al mio rione che è Monti. Io sono monticiano. E abbiamo un omaggio musicale. Il nostro maestro Alex Parravano ha una sorpresa per te, una canzone che sappiamo che tu ami molto e la ama anche la nostra Gio Di Sarno. Din don, amore. 100 campane stanno a dite no, ma tu, amore mio, se mai lasciato ancora non lo di. Grazie maestro, grazie. Parliamo di premi, di riconoscimenti, perché questo libro appunto l'abbiamo presentato in tantissimi posti, l'abbiamo già detto, l'abbiamo fatto anche via web, no? Perché poi il Covid ci ha impedito di incontrarci, ma non di sentirci e non di mandare avanti il nostro premio. Ti abbiamo conferito il premio Vis Juridicâ proprio per questo tuo impegno civico nel portare avanti questo dovere, questo diritto alla memoria, ma a breve sappiamo che riceverai un altro importante premio il 24 novembre a Firenze. Che premio? È un premio che mi onora molto, è il premio Pinocchio, che è stato istituito già molti anni fa da questa associazione che ricorda Carlo Lorenzini, Carlo Collodi. Il 24 novembre è la data della nascita di Collodi ed è un premio che si ispira alle varie figure presenti chiaramente nella favola di Pinocchio, i carabinieri, la legalità. E quindi in passato, per esempio nel 2021, io ho una grande passione per la musica, quindi penso anche di far bene per ricordarlo. Nel 2021, per esempio, in un'altra categoria, per un altro ambito, è stato premiato Zubin Mehta, grande direttore. E quindi è un premio che mi ha fatto molto piacere, soprattutto perché è un premio che si coniuga con quella che è la vocazione del libro, un libro diretto ai giovani e legato a quelle che sono le nostre passioni, perché la legalità non va percepita come dovere, va percepita soprattutto come passione civile, come voglia di fare qualche cosa per cambiare in meglio il mondo che viviamo. In questo libro sono ricordati, come abbiamo già detto, 28 magistrati. Molti dei tuoi colleghi hanno curato insieme a te questi ritratti, queste pennellate. Qual è quella che maggiormente ti ha emozionato? Perché ci sono più figure, più ritratti che sono tuoi. Allora, dal punto di vista emotivo è difficile dire. C'è un aspetto che voglio ricordare perché è importante, legato alla scoperta che abbiamo fatto con questo libro di un magistrato che era stato dimenticato per 58 anni. Per 58 anni praticamente questo magistrato è stato completamente dimenticato, non era inserito nella lista delle rose spezzate. Antonino Giannola, presidente del Tribunale di Nicosia, era stato assassinato nel 1960, ma in realtà la figura l'abbiamo rievocata noi con questo libro, poi interessando l'Associazione Nazionale Magistrati il nominativo è stato inserito. La cosa è incredibile anche per un'altra ragione, non voglio aprire una polemica, perché poi prendendo contatto con i familiari, che poi sono persone tutte diciamo di alto livello culturale, loro mi hanno rappresentato che in molte occasioni avevano cercato in qualche modo di recuperare appunto la memoria, la figura del padre, ma non si era riuscito a fare nulla. Questo è veramente paradossale. E quindi qua c'è questo ricordo di Giannola che ho curato personalmente e che è importante per questo, perché abbiamo dovuto scavare nel nostro passato, non era ricordato da nessuno, era sepolta questa figura e grazie all'aiuto poi della famiglia e degli altri colleghi, di colleghi siciliani, siamo riusciti in qualche modo a riportarne la figura interamente, diciamo, all'attenzione di tutti quanti, così come dovrebbe essere. Però ecco,
è emblematico del rischio che noi corriamo. Di Cioè dimenticare. esattamente, di dimenticare dopo qualche anno quello che è avvenuto. anche Oppure quando di non sono... dare rilevanza al fatto che semplicemente nell'esercizio delle proprie funzioni si può venire uccisi, perché Giannola non fu un attentato, non ci fu una strage, Giannola era venne in ucciso. udienza, no? Allora, Giannola venne ucciso così, nella stessa maniera in cui è stato ucciso, in maniera analoga, Ciampi nel Infatti 2015. nel 2015, sì. Però la vicenda di Giannola è ancora più inquietante per una serie di altre ragioni, perché l'omicida venne poi considerato incapace di intendere e di volere, e nel 1960 siamo in un periodo molto particolare in cui anche i delitti di mafia avvenivano con modalità diverse da quelli delle stragi. E quindi devo dire, nonostante ci sia stato un processo che ha avuto quest'esito, rimangono tutta una serie, rimangono dei dubbi. Noi normalmente in questa rubrica, a parte consigliare il libro che presentiamo, diamo anche qualche ulteriore consiglio di lettura, e io mi permetterei di consigliare ai cittadini che ci ascoltano anche di sbirciare sul sito del CSM, perché lì ci sono tantissime perle, perché è possibile addirittura consultare i fascicoli desecretati di alcuni grandi magistrati come Falcone e Borsellino, che tutti noi ricordiamo, ma anche semplicemente quello della moglie di Giovanni Falcone, Francesca, che io sono rimasta particolarmente colpita nel suo fascicolo personale, l'elogio ricevuto per la particolare attenzione e sensibilità che aveva nell'esercitare come magistrato presso il Tribunale dei minorenni. Quindi questo è un consiglio che vi diamo. Intanto acquistate e leggete Ritratti del coraggio, lo Stato italiano e i suoi magistrati, aiutateci a divulgarlo nelle scuole, perché è un libro di grande impatto ispirativo, e il nostro amico dottor Stefano Amore è una persona disponibilissima che con grande generosità dedica tantissimo impegno e tantissimo tempo a promuovere il libro, ma soprattutto a promuovere questo senso della memoria, questo diritto più che un dovere alla memoria. E so che vedo segnali dalla regia che anche la nostra Giudy Sarno vuole cantare qualcosa in onore di Stefano, oppure ha qualcosa da dire. No, però io mi sono ripromessa, quando ho pensato a questo programma, questo pomeriggio insieme, di non andare, come dire, a disturbare nelle altre rubriche, perché credo che ognuno debba fare il proprio mestiere. Io nasco cantante, come più di te non sa nessuno, però volevo proprio dire questo. In 13 anni con te, grazie al tuo premio, agli Ustart Libri, il Ponte della Legalità, ho conosciuto, incontrato tante persone, uomini, donne, uomini di valore, ma soprattutto argomenti di grande spessore. E una cosa che avrei sempre voluto chiedere alla maggior parte dei tuoi ospiti, anche insomma, in altre occasioni, non solo in questa trasmissione, che però qui in modo particolare, visto che abbiamo detto che in 55 anni ci sono stati tutti questi omicidi, no? Ma un magistrato, perdonatemi un attimo questa divagazione sul tema, come convive con la paura? No, Stefano. Amore, che poi lui ha un cognome che non c'è Mio padre, parola più bella. Mamma, diciamo, la famiglia è una vecchia famiglia romana, ma papà era siciliano e quindi in qualche modo il cognome viene da là, viene dal sud. Come convive con la paura? Ma la paura dovremmo averla tutti sempre, è qualcosa che ci accompagna e che ci aiuta, se la metabolizziamo. Allora, una battuta solo per ricordare quello che deve essere il rapporto con la paura. E qua ricordo un altro collega assassinato, meno noto, Girolamo Minervini. Minervini viene nominato capo del Dipartimento degli Uffici Penitenziari. Forse ho fatto una domanda troppo lunga, perché io purtroppo devo chiudere. Sono velocissimo. Ricordo soltanto che Minervini viene nominato a capo di questo Dipartimento, direttore generale, e annuncia la notizia alla famiglia e dice: fra qualche giorno mi uccideranno, le Brigate Rosse quasi sicuramente mi uccideranno. Ma no, rinuncia, dimettiti dall'incarico, chiedi una scorta. Assolutamente no, lui viene ucciso prendendo l'autobus, parliamo di uno dei vertici del Ministero, da casa sua a via Arenula.
Questo significa saper convivere con la paura, quando la paura assume fattezze concrete, una dimensione concreta. Ed è chiaro. Grazie Antonella, grazie. Grazie Stefano al tuo Amore, e al ospite. prossimo sabato con nuovi consigli di buone letture e buona legalità. Grazie. Io ti ho rubato qualche minuto perché ho qui accanto a me un'amica, un collega, Reo Confesso, possiamo anche farlo vedere. Grazie, Ciao, grazie Gio, Reo ciao. per Come essere stai? qui. Come stai? Abbiamo pochissimo tempo a disposizione. Velocissimo, come sai, perché tu, sono qua? Sei qui perché lunedì tu debutti con uno spettacolo a teatro, Sì, ma io esattamente. debutto come regista. Esatto. Indegnamente questa parola, però al insomma, di là del fatto che ci conosciamo da tanto e ti voglio bene, io devo farti i complimenti, lo levo alla mia pubblicità un minuto, perché questo è un programma bello. grazie. Hai delle rubriche fatte bene, gli Grazie. ospiti sono di livello ed è, per rifare anche il verso al mio spettacolo, è un programma elegante e se ne sentiva il bisogno. Grazie, è troppo carino. Ecco, Andiamo questo però è alla quello che pubblicità del penso. tuo spettacolo, se riusciamo a Lunedì mettere 23, sì, lunedì eccola, 23 ottobre, quindi praticamente tra 2 giorni, a Cometa Off. al Cometa Off, che è una deliziosa realtà di teatro, di piccolo Testaccio, teatro. noi siamo a Roma, stiamo Piazza parlando di Testaccio, Roma. via Luca della Robbia 47. Andrò in scena con questo recital musicale che mi vede protagonista non da solo, ma con una bellissima voce, quella di Stefi Camboni, il maestro Francesco Mauro, gli arrangiamenti per ciò che mi riguarda di Alberto Laurenti, per ciò che riguarda la cantante di Papic, voce fuori campo Mauro Golsan, sta andando proprio, Fai bene, va scenografie bene così. del nostro Mauro Russo. Abbiamo cercato di, come dire, in qualche modo portare questa trasmissione a anche teatro. a teatro. E l'amichevole regia di Giodi Sarno, che è un capoccione come me, è riuscita a fargli fare 4-5 movimenti, non di più, non garantisco per 6. Beh, sai, Però quando è per musicale così come, tra l'altro voglio dire, tutti i brani, a parte un inedito, giusto? A parte due inediti. due inediti. Uno è Destino e l'altro? E l'altro è il mio Notte Notte, perché di fatto in questa nuova versione, anche se è uscito nel 95, è cambiato un po' il testo, è cambiato completamente l'arrangiamento, quindi è come se fosse un inedito. Reo Confesso è colui che ancora detiene in mano lo scettro della notte romana, perché oramai a Roma è finita anche un po' quella, chiamiamola dolce Diciamo vita, che appartengo a, la nuova dolce vita. appartengo a quel periodo è uno in dei cui... pochi che ancora c'è. No, io sono presente, vivo, puoi toccarmi, puoi sentire che sono vivo, È vivo? non sono virtuale. E, sì, appartengono a quel periodo bello in cui la gente usciva la sera, soprattutto non usciva soltanto il sabato o il venerdì, ma usciva sempre, una parola, e poi andavano anche dove si pagava, non ci crederete. Esatto. Non andavano solo dove è gratis come accade adesso. Che tutti vogliono andare gratis. Allora vi aspettiamo a teatro lunedì 23 il Cometa Off con Elegante Italiano Reo Confesso e diciamo gli altri due amici che sono Stefi con te. Camboni, Francesco Mauro al pianoforte e Maschietti all'ascolto, e telespettatori, guardate che belle scarpe che c'ha Giodi Sarno, mia sorella. Ci vediamo dopo la pubblicità con l'ultima Grazie, parte di grazie a questa tutti. trasmissione. Io canto per, a tra poco.